Venezia, commercianti, imprenditori e famiglie hanno protestato questa mattina a Mestre per lanciare un grido d'allarme al governo, stracciando le bollette con cifre da capogiro. E per aiutare le famiglie in difficoltà economica a causa del caro bollette, il Comune di Venezia ha stanziato oltre 1 milione di euro. Il bando nei prossimi giorni. Investita sulle strisce pedonali mentre usciva da scuola a Cinto Caomaggiore, una bambina di 12 anni è ricoverata nell'ospedale di Treviso in prognosi riservata. Alla guida dell'auto un anziano del posto. Sono decine di migliaia gli articoli in vendita sottomarina sequestrati quest'estate dalla Guardia di Finanza. Negli ultimi giorni controlli dei carabinieri nei locali di Caorle con multe e sospensioni di attività. Raid vandalico nella notte che ha provocato gravi danni alle tensostrutture del centro vaccinale di Mirano. Il direttore dell'Ustre: siamo di fronte a un gesto insensato. È approdata in settimana alla commissione consigliare del Comune di Venezia la petizione che si oppone al progetto di un nuovo albergo nell'ex caserma Sanguinetti di San Pietro di Castello, dove ora vivono 8 famiglie. Tutto pronto per la maratonina di Mestre domenica 18 settembre, un ritorno all'evento senza restrizioni all'insegna della solidarietà. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito in primo piano questa sera il caro bollette. Questa mattina Mestre, commercianti, imprenditori e famiglie hanno protestato per lanciare un grido d'allarme al governo. Le bollette sono troppo alte, così non ce la faremo ad andare avanti e saremmo costretti a spegnere le luci. Protesta questa mattina di imprenditori e commercianti in piazza Ferretto a Mestre che hanno simbolicamente stracciato le bollette. Questo cesto che rappresenta un po' la fine della nostra economia, dei nostri territori, delle nostre imprese che noi vogliamo e dobbiamo scongiurare. Cifre triplicate, in alcuni casi anche quadruplicate, che stanno mettendo in ginocchio aziende, attività commerciali e famiglie. Per questo in molti hanno preso parte all'iniziativa proposta da Confcommercio Venezia Non spegnetevi, non spegnere la città, che ha riunito i rappresentanti delle associazioni di categoria e politici per lanciare un grido d'allarme a chi governa il paese. Comunque la situazione, visto così com'è, va regolamentata in modo diverso, vanno fatte delle scelte che devono essere delle scelte non di parte di qualcuno che le pensa in un modo o in un altro, ma nell'interesse unico del paese, per tentare in qualche maniera di metterci una pezza, visto che i danni che sono già stati fatti comunque sono già molti e si corre il rischio di non avere neanche nessuna risorsa per poter poi dare una mano a tutto quel mondo che verrebbe espulso sia dal tessuto urbano e commerciale sia dal tessuto delle imprese e le famiglie ancora più povere. Con la siccità da una parte, i costi energetici per i fertilizzanti piuttosto che per il gasolio agricolo, così come per l'energia elettrica, stanno portando le aziende agricole a chiudere, guardando le stalle, guardando gli allevamenti, e di conseguenza poi saremo succubi di paesi terzi che importeranno, se vorranno, il cibo da noi a un prezzo molto maggiore di quello che costa a noi produrlo. Presente anche il presidente di Confindustria Venezia. Noi chiediamo alla politica che ogni volta che si prende una decisione bisogna valutare l'impatto sull'economia reale, prima ancora di prenderla. Senza un'azione immediata le conseguenze saranno drammatiche. Vedremo tante saracinesche, tanti capannoni, tante piccole imprese che non ce la faranno e saranno costrette a fermarsi, e avremo molte persone che una volta andavano a fare la spesa magari economica che andranno a farla ancora meno o addirittura salteranno qualche giorno, perché con i soldi alla fine quelli sono. E per aiutare le famiglie a causa appunto di questa crisi economica data dal caro bollette, il Comune di Venezia stanzia oltre 1 milione di euro. Qui nessuno sta dormendo, siamo tutti quanti svegli la notte per pensare di trovare soluzioni. Sicuramente io dico che in Parlamento chi è tranquillo dopo aver votato i 17 miliardi ieri penso che non abbia capito nulla. 30 miliardi è il minimo indispensabile cifra per cercare di tenere ancora certe attività produttive ancora aperte. E il danno che una volta chiuse sarà molto superiore ai 30 miliardi e oltretutto mi auguro che ci sia l'intelligenza di intervenire non in maniera piatta, cioè i fondi che verranno distribuiti non possono essere messi nella stessa maniera, perché attività come ad esempio Murano, che sono attività produttive che vivono di gas,
quel gas è una materia prima e quindi se noi interveniamo nella stessa maniera come le altre attività, Murano è destinata a chiudere. Serve dunque un intervento per aiutare le imprese ed evitare che chiudano, ma poi c'è il fronte delle famiglie che a loro volta si troveranno a dover sostenere costi importanti. In questo caso il Comune cerca di correre ai ripari. Ci siamo voluti concentrare su famiglie e imprese e non a caso oggi in giunta abbiamo approvato un bando significativo, 1,5 milioni di euro per sostenere le famiglie anche del ceto medio in difficoltà a causa dei costi energetici. Nei prossimi giorni uscirà il bando che sarà online e si potrà fare domanda per un contributo economico significativo. Risolve qualcosina sì nel breve termine, è evidente che non è la soluzione definitiva. Su questo chiediamo ovviamente al prossimo governo, ma anche al governo in carica oggi, di fare di più, di reinvestire le accise che hanno guadagnato in più il governo nazionale, perché aumentando il prezzo della benzina, essendo le accise percentuali, si ottiene un maggiore anche di IVA, un maggior introito fiscale. Questo extragettito deve essere dato alle famiglie, altrimenti davvero rischiamo di svegliarci poi a marzo con imprese dimezzate, straindebitate, un paese al collasso e le famiglie in grossa difficoltà. Passiamo ora alla cronaca. Investita sulle strisce pedonali mentre usciva da scuola è successo a Cinto Caomaggiore. Una bambina di 12 anni è ricoverata in ospedale a Treviso. La prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. La piccola è stata investita a poco distante dalla sua scuola media da un'auto condotta da un anziano residente in paese. Oltre al personale del SUEM 118 di Portogruaro e di Treviso, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Annone Veneto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Pare che l'auto che ha investito la bambina avesse la visuale limitata da una seconda macchina parcheggiata in modo irregolare. E sono decine di migliaia gli articoli in vendita sul litorale di Sottomarina sequestrati quest'estate dalla Guardia di Finanza perché contraffatti o non sicuri. Negli ultimi giorni i controlli dei carabinieri anche a Caorle. Oltre 45.000 articoli per un valore complessivo di 170.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Chioggia nel corso dei controlli che si sono svolti quest'estate a Sottomarina perché contraffatti o non sicuri per i consumatori. Nei giorni scorsi a Bibbione, invece, i carabinieri hanno sanzionato 8 imprenditori per una cifra complessiva di 120.000 euro. Nello specifico a Bibbione 2 bigiotterie, gestite entrambe da bengalesi, sono state sanzionate per 35 e 25.000 euro con sospensione dell'attività per mancanza o omessa revisione dell'impianto antincendio, mancanza di presidi sanitari e omessa valutazione dei rischi aziendali. In un ristorante gestito da una rumena, la presenza di un lavoratore in nero ha fatto scattare la chiusura immediata e sanzioni per 15.000 euro, mentre altri 5 esercizi pubblici sono stati multati per un ammontare complessivo di 45.000 euro per varie violazioni in materia di sicurezza. A Sottomarina è stato denunciato un extracomunitario che aveva messo in vendita circa 400 prodotti contraffatti di nota griffe di moda tra abbigliamento, borse ed accessori vari, mentre un ambulante è stato segnalato alla Camera di Commercio per vendita di prodotti non sicuri e privi delle informazioni minime per il consumatore. Sempre a Sottomarina il titolare di un negozio di souvenir che vendeva prodotti non sicuri, privi delle certificazioni e delle indicazioni prescritte dal Codice del Consumo, è stato segnalato alla Camera di Commercio per l'accertamento di sanzioni amministrative che possono arrivare a superare i 25.000 euro. E questa notte un raid vandalico ha danneggiato gravemente le tensostrutture del centro vaccinale di Mirano, attivo presso il bocciodromo comunale. Numerosi tagli sono stati inferti alle pareti telate della sala d'attesa, rendendola inutilizzabile. Allo stesso modo è stato reso inutilizzabile l'intero tunnel di accesso alla struttura. Sono stati anche asportati componenti dell'impianto di alimentazione elettrica e gravemente danneggiati i cartelli con le indicazioni di accesso al centro. Lustre Serenissimo, Asporto denuncia. Nel frattempo le attività programmate continuano regolarmente all'interno del centro vaccinale. E ancora un anticipo di risorse dalla Giunta regionale del Veneto per consentire al trasporto pubblico su gomma, ferro e acqua di garantire da qui a fine anno lo svolgimento dei servizi di mobilità per i cittadini. Si tratta di uno stanziamento complessivo di oltre 74 milioni di euro, con il quale la Regione supplisce al ritardo nell'assegnazione del saldo del Fondo Nazionale Trasporti. A Venezia i soldi assegnati a DVM e a CTV sono più di 14 milioni. Intanto venerdì ci sarà un nuovo sciopero nazionale di 8 ore del TPL proclamato da tutte le sigle sindacali confederali dei trasporti contro le aggressioni al personale per la sicurezza e incolumità dei lavoratori.
Ed è approdata alla Commissione Consiliare del Comune di Venezia la petizione che si oppone al progetto di un nuovo albergo nell'ex caserma Sanguinetti di San Pietro di Castello, dove vivono 8 famiglie. Il progetto di una società francese comprende anche l'ex chiesa di Sant'Anna. Si è comunque trattato di un incontro interlocutorio, il progetto definitivo infatti non è ancora disponibile. Secondo Monica Sambo del Partito Democratico, Venezia non può permettersi di perdere altri residenti, né si possono avvalare tutti i progetti che arrivano in comune solo perché un privato che intende investire. I candidati del terzo polo, Azione Italia Viva, Sara Moretto e Marco Grigolo, oggi in città hanno presentato le proposte per fare fronte al caro energia in vista dell'autunno e dell'inverno sulla montagna bellunese. Caro energia, la vera sfida del prossimo governo, perché le manovre dell'esecutivo uscente da sole non saranno sufficienti. Le proposte per il territorio bellunese di Azione Italia Viva con Sara Moretto e Marco Grigolo oggi in città. Responsabilità declinata in 3 misure, la parola d'ordine per non rischiare di decretare la fine del mondo per come lo conosciamo. La prima è continuare con gli aiuti che hanno in questi mesi ridotto almeno in parte le bollette e di farlo però in maniera più mirata, cercando di capire quelle che sono le famiglie da un lato e le imprese dall'altro che soffrono di più e quali di queste ultime in particolare rischiano di chiudere a causa delle bollette aumentate. La seconda strada da percorrere con determinazione è le infrastrutture energetiche per il Paese. Nel tempo e negli anni sono stati detti troppi no, noi invece vogliamo dire dei sì, sia ai rigassificatori, sia all'estrazione di gas, sì alle rinnovabili, sia anche al nucleare, sapendo che sarà una soluzione per i prossimi anni. L'ultima strada immediatamente attuabile è quella di separare i mercati dell'energia. Se non interveniamo oggi, domani ci ritroveremo con la gente in mezzo alla strada. Se chiudiamo gli impianti sportivi per il caro energia, decretiamo la morte di questa provincia che deve mantenere la gestione delle centrali idroelettriche e trattenere i benefici, afferma Marco Grigolo, che risponde all'affondo del ministro Di Maio contrario all'autonomia differenziata. Chi vota Conte o Calenda, ha detto Di Maio, rischia di favorire la Meloni. Non si stanno regalando voti alla Meloni, al centrodestra, ma si sta semplicemente dando delle risposte ai cittadini, cosa che non vedo da parte di Di Maio in questo momento. Azione Italia Viva sull'autonomia differenziata, che cosa pensa? Dispiace intanto che con la caduta del governo c'era già una legge quadro che si doveva discutere, che forse avrebbe trovato l'approvazione in questa legislatura. Se ne parlerà forse per la prossima, speriamo. Il Veneto ha diritto ad avere la sua autonomia e soprattutto la provincia di Belluno deve poter non più essere una provincia di serie B, una provincia che guarda la provincia di Bolzano o di Trento sempre con occhi di misericordia, ma deve essere una provincia che guarda a testa alta e che dà risposte ai suoi cittadini. Rimaniamo nella pagina della politica, una situazione economica difficile anche a causa della mala gestione della pandemia. Ne è convinta Alternativa per l'Italia. Bisogna che il governo intervenga subito, è intervenuto col decreto aiuti, credo che debba pensare qualcosa, soprattutto vista la domanda di sostegno alle imprese. Anch'io ho avuto modo di sentire alcuni imprenditori, uno neanche farla apposta qualche minuto fa, che ha detto che se le cose vanno avanti così io non ce la faccio, devo chiudere. A livello nazionale i numeri parlano che ci sono più di 120.000 imprese a rischio, quindi il problema è veramente cruciale. Quindi le soluzioni sono nell'immediato un qualcosa che venga incontro all'impresa, alle spese che stanno sostenendo soprattutto per il gas e l'energia elettrica. Il secondo aspetto, con il nuovo governo quando ci sarà, ma i tempi saranno lunghissimi, parlano di novembre, dovrà prendere delle decisioni molto importanti. Però mi sembra che l'argomento così, piccola impresa che è in crisi, non va a affrontare. Come quando parliamo di una malattia, non è che dobbiamo fermarci ai sintomi, dobbiamo andare a cercare le cause di questa crisi. E credo di non scoprire niente se dico che le cause sono prima di tutto nella cattiva gestione del Covid che è stata fatta prima, che abbiamo speso montagne di denaro. Non ultimo, è un dato che ho riferito già ieri a Ring, che ci sono 50 milioni di dosi di vaccino in scadenza per un valore di 400 milioni di euro. Quindi a un certo momento se il governo, chi di competenza, il Ministero della Sanità avesse gestito meglio quella faccenda lì, ci sarebbe una bella cifra da poter usufruire.
Ora qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra poco. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ben ritrovati. Torniamo a parlare della mostra del cinema di Venezia. Vi facciamo sentire un'intervista ad Alessandro Borghi, protagonista del film girato in Norvegia, Il sole di mezzanotte. La paura è un dono. 5 anni dopo esserne stato il primo padrino della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alessandro Borghi è tornato al Lido, dove si può considerare di casa in questi anni per il film girato in Norvegia The Hanging Sun, Il sole di mezzanotte, che ha chiuso la kermesse. Ogni volta tornare è sempre una grande emozione, devo dire, io non mi abituo mai a questo festival. È un film che mi lega a Francesco Carrozzini, che è il regista, che fa la sua opera prima, ma un'opera prima estremamente ambiziosa e secondo me girata e preparata in una maniera ineccepibile, sembrava quasi un quinto o un sesto film. Parlando di una tematica che ho sempre molto a cuore, che è quella della famiglia in generale, ma soprattutto della paternità, del riconoscimento del padre, dell'importanza dei nostri padri e del modo in cui decidono di lasciarci liberi a un certo punto della nostra vita. E poi, sai, abbiamo girato in un posto magico che è la Norvegia, che ci ha accompagnato in questo viaggio, è diventato proprio una parte integrante anche della narrazione del film. Sai, quando hai la possibilità di accendere la macchina da presa e avere davanti quello scenario, tu con poche cose riesci a trasmettere al pubblico un sacco di roba. Dopo i 2 anni che abbiamo passato in cui il cinema non c'è più stato per diversi motivi che conosciamo bene, insomma adesso stanno tutti a fare un sacco di film, ci sono tanti film belli, quindi avere uno spazio all'interno di un festival come quello di Venezia è sempre una roba che non è mai, insomma, io non do mai per scontata, ed è sempre estremamente emozionante. Per lui inizia un periodo di molti impegni con vari film in uscita. Hanging Sun subito dopo il festival, 8 montagne a dicembre e Delta di Michele Vannucci a gennaio e febbraio, quindi cerco di stare dietro ai film per accompagnarli in sala. E poi un saluto a tutti gli amici di Antenna 3, ciao, un bacio. Ed è tutto pronto per la maratonina di Mestre che si disputerà domenica 18 settembre. Torna la maratonina di Mestre come l'avevamo conosciuta pre-pandemia, quindi con la corsa da 10 km e quella da 21, e anche un'occasione naturalmente per ravvivare un po' la piazza Ferretto e tutta la municipalità di Mestre, perché ci saranno anche degli eventi collaterali, quindi la speranza è quella di vedere tante persone che partecipino non solo alla corsa ma anche che partecipino a tutta la manifestazione. L'appuntamento è domenica 18 settembre per la 13ª edizione. La novità più rilevante rispetto allo scorso anno è il ritorno della corsa competitiva sui 21 chilometri, che toccherà i punti principali del territorio mestrino, attraversando soprattutto le piste ciclabili Parco Albanese e Parco San Giuliano. Sport, divertimento, solidarietà, un'apertura anche chiaramente al commercio, perché chi viene in città consuma, e sicuramente anche un presidio di determinate zone col passaggio delle persone. La partenza è fissata alle 9:15 in piazza Ferretto, dove è previsto anche l'arrivo intorno alle 12:30. Al termine si svolgeranno tutte le premiazioni. L'obiettivo è quello di raggiungere quota 1400 iscrizioni, 400 per la competitiva e 1000 per la non competitiva. Anche quest'anno l'evento è legato alla solidarietà. I proventi delle iscrizioni vengono destinati in solidarietà e vengono destinati soprattutto a 2 associazioni del territorio che sono estremamente importanti, ovvero sia AVAPO, l'assistenza domiciliare dei malati oncologici, e il poliambulatorio di Marghera di Emergency. Per ulteriori informazioni sul regolamento si può consultare il sito www.maratoninamestre.it. Questo è l'ultimo servizio, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti. Benvenuti al meteo. Un fronte instabile raggiunge il nostro territorio, causando un graduale peggioramento del tempo. Caldo anomalo, poi passeremo dall'estate all'autunno. Intanto il dettaglio di giovedì 15 settembre. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione buona, la probabilità di precipitazioni sarà nel complesso medio-bassa. Prevarrà il sole anche se nel pomeriggio saranno possibili più nubi sui rilievi con temporali sparsi in locale estensione poi anche alle pianure limitrofe. Venti moderati da ovest, temperature stazionarie, minime tra 15 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il contesto risulterà a tratti instabile. Al mattino avremo maggiori schiarite, frequenti rovesci invece dalle ore pomeridiane, anche intensi, specie al confine con la Slovenia. Temperature minime sui 18-23 gradi, massime intorno ai 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà in buona parte soleggiato ma con piogge, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 27-28 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.